Percorsi i 10 tornanti della strada del costo e arrivati in prossimità di Treskekonka, frazione di Roanne, si svolta a sinistra affrontando i declivi del Monte Cengio. Affiancato dai vasti panorami della pianura vicentina, dopo il piazzale Principe del Piemonte, il percorso per Forte Corbin scende a destra per addentrarsi in una fitta area boschiva e diventare sterrato. Radure e prati si trasformano dopo pochi chilometri in dolci saliscendi che dall'alto regalano una suggestiva visuale su tutta l'area meridionale del comune di Roanne. Superata Malgaroccolo si incontra la via che conduce, svoltando a sinistra, alla fortezza italiana. Al bivio, raggiungibile anche dalla chiesa di Treskekonka, affrontando una lieve salita che passa dal paese ai pascoli, la carreggiata si restringe, immergendo in un baleno il motociclista in una magica atmosfera. Pochi raggi filtrano attraverso il fitto tetto di rami, quasi fosse una galleria formata da tronchi e foglie che d'improvviso si apre su brevi scocci di cielo altipianese. Una strada quasi totalmente asfaltata che nei brevi tratti bianchi risulta facilmente percorribile da qualsiasi tipologia di motocicletta. Il Corbin fu costruito tra il 1906 e il 1911 sul ciglio settentrionale del Monte Cengio, a una quota di 1077 metri, con la finalità di controllare la Valdastico. Dotato di 6 cupole girevoli in acciaio che ospitavano altrettanti pezzi d'artiglieria, era difeso da un fossato, da 4 mitragliatrici e da cannoni. Il forte venne abbandonato dalla guarnigione nel 1916 durante la Strafexpedition. Il 25 giugno, dopo meno di 10 giorni, tornò in mano italiana, perdendo però in maniera definitiva la sua funzione militare. Costruito su 2 piani, presenta una polveriera sotterranea che all'epoca disponeva di un sistema di trasporto delle munizioni fino ai cannoni. All'entrata in guerra, il forte partecipò ai primi bombardamenti contro le fortezze nemiche. Solo nei primi 2 giorni di conflitto dal Corbin vennero sparati circa 200 colpi. La sua azione continuò per tutto il mese successivo, appoggiando gli interventi degli altri forti italiani presenti sull'altopiano. L'edificio militare è considerato una fortezza tipica dell'epoca e costituisce perciò un buon modello per capire l'organizzazione e il funzionamento delle fortificazioni italiane della Prima Guerra Mondiale.